c'entro anch'io. Bentrovati al secondo appuntamento con Centro Anch'io speciale Vini Bresciani. Siamo qui ancora in compagnia di Davide Lazzari. Ciao Davide, grazie per la tua presenza. Sai che stanno arrivando le lettere, le telefonate in redazione, ma chi è che è il best seller che canta se dei vini in televisione? Beh, se vogliono esplorare il vino bresciano, io sono disponibile a lezioni private in un bar, si può assaggiare i vini e degustare. Fai il ovviamente. marpione, tu vuoi fare il polizone, fai il bravo Davide. Va bene, invece puntata di oggi dedicata a Franciacorta. Franciacorta, non si può non più- parlare dei vini bresciani senza nominare il Franciacorta. Si parte da quello perché è la più importante denominazione della provincia di Brescia, unica di OCG, denominazione di origine controllata e garantita. C'è un disciplinare per tutte le denominazioni di origine che prevede come utilizzare il nome. Cioè se io voglio scrivere il nome Franciacorta su una bottiglia, questo disciplinare è la legge che mi indica che ove usare, in che zona coltivare, in che zona vinificare, come produrre, è tutto codificato. Posso fare il vino che voglio, ma se voglio scrivere Franciacorta devo stare a queste Devi regole. rispettare queste regole. Va bene, che c'è da sapere su Franciacorta? Ad esempio, la cosa più semplice. Cosa? Quali uve sono ammesse per la produzione di Franciacorta? Quali uve sono Dimmene messe? una, dimmene una. Pinot, dico questa. Vabbè. Pinot ce ne sono vari tipi. Facciamo così. vabbè. Facciamo così. Ti do tre alternative e tu poi mi porti la risposta. Non è ammessa per la produzione di Franciacorta Pinot nero, erba mat o Pinot grigio? Chiedo, prendo appunti. Poi che altro vuoi sapere? È previsto un minimo di affinamento Sì. per il Franciacorta. L'affinamento minimo in bottiglia Sì. è di 18, 22 o 24 mesi? Vabbè, vado a chiedere. Aspettami Va che bene, io dai, non le so va spiegare. bene, Non mi va mette in difficoltà tutte le volte. Arrivo. Va bene, va bene. Oh, guarda Davide, che bellezza. Ora mi sono accomodato qui ai tavolini in Piazza Vittoria e ho incontrato un tipo che secondo me potrebbe fare al caso nostro. Ciao, come ti chiami? Antonio. Antonio, ciao Antonio, tu sei della città, della provincia? Brescia. Di Brescia. Brescia. Ok. Senti Antonio, ma tu che rapporto hai col vino? Bevi, consumi sempre responsabilmente, in amicizia, in famiglia, mai? Io sinceramente la passione del vino non ce l'ho, però se vuole farmi qualche domanda Beh sì, c'è, vediamo. io questo sono voluto fare perché mi mette sempre un po' nei pasticci il mio amico Davidone e queste sono domande sul Franciacorta. Beh, insomma, è produzione Franciacorta. È famosa e vino Vabbè, presato. buono, pregiato, buono, di qualità. Mo' vediamo, allora senti un po'. Non si sa, non è che Allora Antonio, tu sei un uomo pregiato di qualità, famoso in tutto il mondo. si spera. Vabbè, tutto il mondo. Piccola c'è il vino buono. Vabbè, però insomma, almeno a Brescia, ecco, se non proprio in tutto il mondo. Allora, Ocio Antonio, ti faccio due domande. Quale di queste uve, mo ti dico tre uve, tu mi dici quale di queste non è ammessa nella produzione di vino Franciacorta? Il Pinot nero, l'erba mat, scusa, o il Pinot grigio? Per me l'erba mat. Erba mat. Che dici erba mat? Per me Il nome. Poco franciacortino. sì, così di acchito io do quella risposta qua. Poi, qual è l'affinamento minimo sui lieviti per un Franciacorta secondo te Antonio? 18 mesi, 22 mesi o 24 mesi? Andiamo su 22 mesi. Via di mezzo. Sì, andiamo in mezzo. Grazie Antonio, in bocca al lupo per tutto. Queste sono le sue risposte. Davide, mo arrivo. Ciao. Ciao e buona giornata e viva Teletutto. Oh Davide, hai visto Antonio tranquillo, spaparanzato al tavolo così? Ha risposto correttamente? Secondo me Antonio stava bevendo caffè e non un calice Sì, di Franciacorta perché ha sbagliato entrambe le Vabbè risposte. Antonio pure tu. Vabbè, ci sta, dai, ci sta. La prossima volta magari in orario aperitivo un calice di Franciacorta un pochino più ragionato perché il Pinot grigio è il vitigno non ammesso. il Pinot nella grigio, produzione di capito. Franciacorta. L'erba mata è un vitigno locale, autoctono, bresciano, ammesso nella produzione di Franciacorta. Probabilmente però il nome Erba Mat così ti porta un po' a Sì, si è pensare fatto magari un vitigno un po' sconosciuto, però è un vitigno storico bresciano. capito. Mentre invece l'affinamento minimo di Franciacorta è 18 mesi e non 22. Povere cattive di Franciacorta, non facciamogli tenere ferme le bottiglie 4 mesi in più. Vediamolo prima. Bravo, io, 18 mesi è sufficiente per avere un Franciacorta. anno e mezzo, ma quante ne sa Davide, bravo. Allora prima di salutarci anche in questa puntata un termine, un oggetto legato al mondo della viticoltura, magari un po' dei nostri nonni. Il modo di, scusami, la parola di oggi che cos'è?
secette. Oggi Cos'è è questo? il secette. È il secette. Il secette piccolo secchio era utilizzato in legno sempre come supporto per i travasi, quando si spostava il vino da una botte all'altra, il vino che magari avanzava e era da svuotare le canne di travaso, si Con utilizzava il questo secette. manico, questa impugnatura. Per poterlo È il prendere. secette. Grazie Davide, grazie a tutti voi, alla prossima qui su Teletutto con 100 anch'io speciale vini bresciani, ciao!